Ciao bellissimi, ci troviamo al crepuscolo del 24esimo giorno e ho appena superato l'area archeologica di Ignazia, poco prima di Savelletri. Però dato che non ho visto Alberto Angela sono andato dritto. Possiamo partire da un riassunto degli ultimi 3 giorni, credo di averne saltati un po'. Probabilmente ho smesso di fare vlog da quando ho dovuto fare la salita tra Vieste e Mattinata, che è stata un'impresa abbastanza faticosa. E da quella volta mi sono dovuto riprendere e quindi non ho fatto queste riprese. E è successo che praticamente quella mattina, per andare a Mattinata, mamma mia ma quante me ne escono, una peggio dell'altra poi, per arrivare a Mattinata ho dovuto fare 44 km con un dislivello di 600 metri, che sembra poco, ma considerate il fatto che col carrellino non posso pedalare in salita ma devo spingerla, la bicicletta, sto invece che 3 ore a fare un tragitto, magari 6, se non di più, perché invece di andare a magari 7-8 km all'ora vado a 3 km all'ora. Lascio ai matematici la matematica. E quindi sono arrivato a Mattinata alle 2 del pomeriggio, il che è un po' un controsenso, ma è andata così, e ho deciso di fermarmi lì per la notte e anche per la notte dopo, perché avevo bisogno di una giornata di riposo. Quindi ho passato una bellissima giornata durante la quale ero molto convinto di riposare e basta, tipo stare disteso tutto il giorno, e invece dopo pranzo ho incontrato un signore, Nicola, un ragazzo, che mi ha chiesto come mai ero lì da solo, mi ha chiesto di sedermi al suo tavolo, mi ha fatto un po' di domande, ci siamo conosciuti e poi mi ha invitato nel suo camper dove abbiamo mangiato il cibo della nonna, buonissimo, mi ha fatto veramente di tutto e di più. Poi il pomeriggio mi ha portato a scalare un monte, quindi altro che giornata di riposo, e la sera mi ha invitato di nuovo a cena, quindi è stato veramente veramente bellissimo. E il giorno dopo sono ripartito in direzione Bari, avevo l'idea di fare 120 km, 125 anzi. Questa follia in realtà ha un motivo, e cioè che una persona mi aveva contattato da un paesino, da una frazione di Bari di nome Palese, dicendomi che mi avrebbe potuto ospitare anche per 2 notti. E allora ho pensato, boh, dai, faccio un'altra faticazza come quella tra Mattinata e Vieste e poi ho un giorno di recupero che mi piace perché ho la possibilità di esplorare di più, riposare di più, dedicare più tempo alle persone piuttosto che pedalare per una giornata intera e arrivare magari pomeriggio o sera in una destinazione e ripartire la mattina dopo. Quindi giorno 22, buongiorno, sono le 5:15. Ciao. Buon appetito. Ciao, buon appetito. Ciao a tutti. Ciao, buonasera. Ciao Simone. Sono in ritardo. Si è mangiata la focaccia.
Giorno 23. Assassina! Buon appetito. Buon appetito! Come sta andando? Per essere la prima volta bene, diciamo, non sono ancora caduta, quindi. Adesso lo farai quando è tutto completo. Gigi, taglia la strada, faremo entrare. Ci siederemo però. Te che faccio un giro di ronda. Sì. Per controllare. Sì, quella voglio assaggiarla, lo so. No. 18. No, no, 18. È un Buon compleanno. Grazie, compleanno. Auguri. Allora, tanti auguri nonno Mimmo! Ciao Simone Emilio! A presto, alla prossima! Buon proseguimento. Buongiorno, oggi è il 29 luglio ed è ufficialmente il 25esimo giorno in viaggio. Sono le 8 del mattino e stanotte ho dormito sulla spiaggia. Stanotte l'idea era quella di dormire semplicemente sull'asciugamano con un cuscino. Ero con dei ragazzi che mi hanno fatto compagnia, con altri 3 ragazzi, di cui 2 sono restati a dormire proprio, che erano in tenda. E io avrei voluto dormire sull'asciugamano per l'appunto, ma c'erano delle forbici, quindi sapete le forcole, quegli insetti che nella coda hanno la doppia punta, che sembra appunto la forma di una forbice, che mi venivano pungere. Io non sapevo che fossero così aggressive, cioè io ero semplicemente disteso, fermo nel mio, e loro venivano mentre dormivo e mi svegliavano pungendomi. Fino alla fine ho dovuto desistere da questa idea e dormire nella tenda insieme agli altri 2 ragazzi. Ho passato la serata a Savelletri, un paesino abbastanza piccolo ma anche molto caratteristico. Mi è piaciuto. E adesso invece mi muovo in direzione di Brindisi. Ciao, grazie di tutto. Buongiorno, 24esimo giorno in viaggio. Ragazzi! Ciao! Ciao!
Ciao. No, è serbato dove era quel pino. Buon appetito! Buon appetito! 300.000!